La Villa Cucina Ferri a Terrazzo, in provincia di Verona, fu edificata nel XVI secolo dalla nobile famiglia dei Cucina. Successivamente, forse nel XVIII secolo, passò alla famiglia Ferri. Il fronte strada, lungo il fiume Terrazzo, è letteralmente ricoperto di vegetazione e in un primo momento nessuno sospetterebbe la presenza di quella che fu una casa. Su questo lato dovrebbe esserci un balcone in ferro battuto e sul tetto un piccolo campanile a vela che serviva per chiamare a raccolta i contadini che lavoravano nelle proprietà, ma non si vedono più perché nascosti dall'edera. Fino a non molto tempo fa si ricorda che la costruzione aveva anche un bel giardino e un attracco sul vicino fiume. Sulla strada si notano ancora due alti pilastri di accesso, senza più il cancello, ma ciò ci consente di accedere sul lato a mezzogiorno. Questa parte è l'unica parzialmente visibile, in quanto non ancora sopraffatta dalla riforestazione. Si vede che la villa è costituita da 3 piani. Al secondo piano si notano 2 finestre ad arco acuto, tardogotiche, e sopra ad esse il cornicione dentellato. Al piano terra troviamo un'importante porta d'ingresso con architrave stipiti in pietra di Custozza. Come si può constatare, l'edificio è in una grave situazione di abbandono.